Questa è la dimostrazione di come gli Atenei del Veneto siano stati in grado di fare rete, di cercare di utilizzare strumenti, modalità espressive alternative a quelle tradizionali per trasmettere e diffondere una cultura, in questo caso anche artistica, della sostenibilità. Il nostro Ateneo è da sempre in prima linea, lo sapete, su queste tematiche, ma l'idea di poter collaborare con gli altri Atenei e soprattutto di aver potuto ospitare presso di noi l'artista Lisa Wakil, che ha lavorato con noi docenti, con gli studenti e con i colleghi, ecco, devo dire che è per noi motivo davvero di orgoglio. Devo sottolineare la presenza dell'opera all'interno della mostra di contemporanea. Elaboriamo questo sapere a colori che è per la sostenibilità. L'iniziativa Progetto Arte e Sostenibilità nasce nel 2017 all'Università Ca' Foscari Venezia e un paio di anni fa abbiamo pensato di allargarla appunto agli Atenei del Veneto, quindi UAV, Università di Verona, Università degli Studi di Padova, proprio per espandere questo progetto e coinvolgere un gruppo sempre più ampio di studenti e studentesse. Funziona andando a selezionare un artista tramite il Sustainable Art Prize in una fiera di Verona che si tiene nell'autunno, e la stessa persona quindi lavorerà presso gli Atenei nell'autunno successivo. Studenti e studentesse che provengono da background molto diversi, quindi non è detto che abbiano a che fare con l'arte, ma si mettono in gioco proprio per creare un ponte appunto tra arte e sostenibilità e anche per creare diversi materiali, quindi collaborano con l'artista alla preparazione dell'opera, ma anche a tutti i materiali di contorno, cataloghi piuttosto che altri strumenti audiovisivi. L'idea era di fare un progetto con gli studenti di 4 Atenei da Venezia, Padova e Verona, e il workshop era all'Università di Verona qui. Quindi questo progetto era una maniera di evocare il cambiamento, l'evoluzione dei paesaggi veneti nell'ambito del cambio climatico e di fare con l'installazione di poter trasmettere agli studenti il mio processo artistico. Ho fatto il dipinto io, il quadro, e dopo abbiamo avuto conversazioni per fare il paesaggio sonoro insieme, il libro d'artista, e dopo durante il workshop gli studenti hanno fatto dipinti sulle tele e ho cucito ogni tela insieme e così è nato il libro d'artista.